Non si può più sbagliare. Buonasera e benvenuti dallo stadio ACE Galatea da parte di Manuel Spinella. Aciriale contro Sant'Agata, playout del girone I di Serie D. L'aciriale, dopo il pareggio contro il Locri, dovrà ricorrere a quest'ultima partita in casa per cercare di conquistare la salvezza. Dall'altra parte il Sant'Agata, con la vittoria contro il Castrum Favara, ha acciuffato all'ultimo secondo l'accesso ai playout. Si gioca tutto qui in casa dei Granata. Lo stadio è pieno e pronto a sostenere i ragazzi. C'è stato un cambio in panchina prima di questa partita. Oggi a guidare i Granata ci sarà Gianluca Russo. Si parte allora, primo possesso Acireale. Pallone messo dentro, Mokulu controlla, poi Danfa calcia e prende il palo. Andreassi, tocca per Giuliano, sventagliata del 35 a cercare Mokulu. Ancora Andreassi lungo l'out di sinistra, appoggia per Santovito, palla dentro per Mokulu. Pallone incredibilmente alto. Occhio al pallone che si impenna, Andreassi prova ad arrivare, vince il duello, ma palla fuori. Catalano sul punto di battuta, aspetta il fischio, ma Catalano con il destro, Zizzania tocca ma non basta. Catalano in aria, ce l'ha sul destro, calcia, Zizzania la tiene lì. Ancora Giuliano, spara col mancino, Cannizzaro risponde e poi prova ad arrivare Capogna sul pallone, vediamo se riesce a gestire questa sfera. No, rientra Catalano. Arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara. Aciriale e Sant'Agata al riposo sul risultato 0-1. Si riparte allora, possesso Sant'Agata. Paglia inventa per Capogna, arriva in area di rigore il 99, cross dentro per Mokulu che prova a girarsi, Mokulu, palla alta. Ancora Catalano prova ad inventare per il Sant'Agata, pallone dentro, colpo di testa, arriva la traversa clamorosa. Catalano dentro il pallone, abbatte di testa, ha raddoppiato il Sant'Agata. Giuliano sempre col mancino a cercare stavolta il compagno sul lato di destra che sueva, palla dentro, occhio che spilla per Basil, fuori. Prova ad andare ancora Nardo, azione personale del 19, Nardo col destro, palla leggermente alta, pallone dentro, arriva la smanacciata, poi petta Romano in area di rigore, va giù, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Giuliano accarezza dentro, petta di testa, sempre Giuliano con il pallone fra i piedi, prova ad andare avanti il 35 con la testa alta, alza pure il pallone, trova Mokulu, la spizzata per Romano in aria, Romano non calcia, adesso sì, Cannizzaro cala il paratone. Giuliano alza il pallone, tocca Basil, la palla in porta, la Cireale di nuovo in partita, 1-2. Basil arriva sul pallone, va col cross, petta, va alla sponda, Mokulu! È sempre Mokulu al 90esimo, la Cireale trova il pareggio, Mokulu avvicina i Granata alla salvezza. Si parte allora, primo tempo supplementare, sarà il Sant'Agata a muovere il pallone. Pallone dentro l'area, arriva il colpo di testa ad allontanare, vediamo se calciano, sì, destro che parte, Zizzania controlla. Ancora pallone conteso, Nardo tocca e arriva il duplice fischio. Secondo tempo supplementare con Cereale in possesso.
Petta. Pallone in profondità. Pallone alzato dentro Bokulu, anzi no, arriva Petta, semplice per Cannizzaro. Ancora il 3 contro 2, palla per Basil. Basil calcia, Cannizzaro risponde. Pallone fuori, Danfa. Messa profonda in area di rigore, Danfa non riesce ad allontanare. Poi il mancino, semplice per Zizzani, centrale. Occhio perché la Ciriale può distendersi, il pallone per Sueva, va Sueva nell'1 contro 1, prova ad affrontare l'avversario, va col mancino, palla alta. Okulu e Giuliano tengono lì il pallone. Arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara, la Cireale col 2-2 è comunque salvo e allora la Serie D è al sicuro da parte di Manuel Spinella. Un saluto, è stata una stagione lunga e intensa ma si è chiusa come tutti speravamo. Allora l'appuntamento ovviamente è al prossimo anno.